Euroregione News. Empatia, sentimenti sonori corrispondenti. Empatia è anche il nome di un gruppo musicale che da tanti anni si impegna nella composizione ed esecuzione di brani senza imitare nessuno. Da San Vito al Tagliamento, Pordenone, hanno registrato l'ultimo album presso gli Angel Wings di Pantianicco a merito di tomba. Sono Alan Castellan, chitarra solista e mandola, Giuseppe Moro, batterista, Imer De Paoli al basso e Al Bruni, voce e chitarra ritmica. Sì, suoniamo insieme da 20 anni e abbiamo avuto solo una pausa di riflessione dal 2003 al 2011 più o meno, quindi per qualche anno abbiamo preso strade diverse, poi ci siamo riuniti nel 2011 e abbiamo scritto pezzi nuovi, brani nuovi. Nel 2013 abbiamo registrato di nuovo da Nico, Angel Wings Studio, quando era ancora a Varmo, l'album Dea, che è stato l'album del ritorno, e poi l'anno scorso, a Natale dell'anno scorso, abbiamo registrato Grazie a Ruvida, che abbiamo presentato un anno dopo. Grazie a Ruvida, che sono 20 anni di storia, i brani che ci hanno accompagnato in questi anni, rivisti in chiave acustica, con degli ospiti speciali come Laura Bisceglia, che è violoncellista, bravissima, Paolo Forte, fisarmonicista, e Giovanni Scout-Venier alla voce, che mi ha accompagnato nei cori. Allora, noi abbiamo intanto pubblicato il video di Punto Interrogativo, che è un brano molto bello, molto interessante, dove c'è anche il violoncello. Un'altra canzone che piace tanto è proprio il brano La nostra canzone, e Grigio, secondo me, sono un po' i tre brani di punta. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.